Mamma e papà seduti sul divano del soggiorno con in braccio la figlioletta di poche settimane. E poi scatto in cucina con la famiglia riunita attorno alla torta di compleanno. E della serie Siamo tutti pasticceri, bellissimo il ritratto di mamma e figlia sorridenti mentre impastano i biscotti. Case di tutto il mondo e da tutta Italia raggruppate sotto lo stesso tetto da due ragazzi veneziani, Luca Padovani 22 anni e Alessandro Scarpa 34, per ritrarre lo stesso tempo nel periodo di blocco imposto dal coronavirus. Il non poterci relazionare con gli altri, come magari eravamo abituati circa più di un mese fa, ci pone e ci permette di stare maggiormente in famiglia, ci permette di stare più con noi stessi e ci permette allo stesso tempo di ritrovare o riscoprire delle passioni che magari avevamo accantonato. Appena aperto, il profilo Instagram del progetto ha registrato più di 1200 visualizzazioni in pochissimo tempo. Abbiamo iniziato a raccogliere fotografie autoritratti da parte di amici, parenti, conoscenti, raggiungendo poi persone che noi non conoscevamo. Abbiamo raggiunto una coppia di New York, abbiamo raggiunto sportivi. È la vetrina con cui le persone in questo periodo di quarantena condividono il libro che si sta leggendo, i giochi dei bimbi in giardino, l'esercizio fisico in salotto. Il filo conduttore è sempre lo stesso: stare insieme, che tu sia uno studente, un medico, un professore o un operaio. Il sogno, che non vi nascondo, è quello di realizzare una grande mostra fotografica al termine di questo periodo di quarantena.